Sindaco Giovanni Manildo, sindaco alpino, cosa rappresenta per lei essere alpino? Beh, essere alpino è l'appartenenza a un gruppo che crede nel valore della fraternità, e uso proprio questo termine che è ancora più di amicizia, un legame fortissimo, crede nel legame fortissimo che si crea tra le persone attraverso la fatica, il servizio agli altri, e che quindi poi viene tradotto nella solidarietà, e questo sia nel campo appunto prettamente militare, quindi l'addestramento che viene fatto, ma poi soprattutto questi valori che ti rimangono dentro e esprimi nell'associazionismo anche civile, perché appunto essere alpino è una dimensione di comunità, di aiuto agli altri. E mi colpisce moltissimo la sento molto forte, questo legame di appartenenza. Penso che gli alpini siano l'unico gruppo dove ad oggi ha veramente senso di parlare di appartenenza. Se tu entri in un gruppo dove ci sono alpini, in un luogo dove ci sono alpini, si crea subito in modo veloce, subliminale, automatico un legame fortissimo, e questo per me è essere alpini, esprimere e essere ricettori di questo clima incredibile. Un ricordo del suo periodo di naia. Beh, il periodo è stato bellissimo. Sostanzialmente è stato diviso in due tronconi, quello della scuola militare alpina ad Aosta, e poi il servizio al 16° Reggimento Belluno alla caserma Salsa di Belluno. Il ricordo del corso è un ricordo, qui sì, veramente della fatica, e mi ricordo, è stata una cosa molto bella, anche se è strano dire bello la fatica, ma effettivamente era così. Ero nel nucleo comando, nella parte che è davanti in marcia, e portavo la radio, quindi bella pesante, oltre allo zaino, e avevo la norvegese, che è il berretto, il cappello, il copricapo, quello d'addestramento. Siccome si faceva fatica e si sudava, stavo guardando il mio comandante di compagnia davanti, che ha fatto il cenno di grattarsi la fronte. Io, che non vedevo l'ora di togliermi la norvegese, ho tolto la norvegese, ho segnalato a tutto il plotone di togliere la norvegese. Il comandante davanti si è girato e mi ha detto: cosa fate tutti senza il norvegese? Ha dato l'ordine, ha detto, io credevo, tu non devi credere assolutamente. Ecco, questo, al di là dell'episodio, mi ha fatto un po' sorridere, però è stato un grande senso di disciplina, insomma, il fatto che in ogni gruppo, in ogni luogo dove ci sono più di una persona, meglio è basarsi sui fatti concreti piuttosto che sul fatto di credere vera, o credere che una cosa possa avvenire. È stato un bel insegnamento, ma lì ovviamente sono stato bottigliato successivamente dagli amici, però è stata un'esperienza che ricordo con piacere. Al di là dell'aneddoto, del mio ricordo alpino, ricordo proprio la condivisione della fatica e i rapporti personali bellissimi che sono nati. I miei amici del 161esimo Corso UCI verranno in massa al raduno degli alpini e ci sentiamo tuttora, e quindi il ricordo è anche qualcosa che rimane, che è questo senso fortissimo di appartenenza. A proposito di servizio militare, servizio di leva, l'obbligatorietà è stata eliminata appunto da alcuni anni. Lei cosa ne pensa? Era un periodo utile, oppure insomma è stato giusto cancellarlo del tutto? Allora, sul tema dell'obbligatorietà del servizio di leva, io devo dire che ho cambiato molto opinione, nel senso che all'inizio, anche quando l'ho fatto io, non sono andato con gran voglia. Cioè, mi ricordo nel 95, appena laureato, la mia percezione era quella di una perdita di tempo, la percezione di un cuscinetto che ti togliesse tempo per iniziare il mondo del lavoro, e quindi quasi un parcheggio obbligato di cui era difficile trovare il senso. Poi invece la mia esperienza proprio al battaglione addestramento reclute a Belluno, quindi ero tra gli ufficiali e i caporali che accoglievano le persone, venivano un pochettino da tutta Italia, vedevo l'utilità del servizio di leva, perché è la prima finestra del mondo, la prima finestra sul mondo da parte di tante persone,
molto utile dal punto di vista sanitario, sono state scoperte delle patologie, delle cose proprio alcune persone proprio nella visita di leva, importante dal punto di vista civico, c'era un'educazione civica importante anche per fare uscire delle persone da determinate dinamiche e quindi fare prove di autonomia. Ecco, io penso che al di là del tema se il servizio militare di leva serva effettivamente dal punto di vista della difesa, perché questo è un tema, e quindi se sia proporzionato rispetto ai costi, penso che per il tema dell'educazione civica, per creare buoni cittadini, per creare anche una finestra sul mondo a tante persone possa essere utile. Io penso che il ripensare al servizio di leva o ripensare a periodi come questo, magari diversi, con minore durata, non un anno, tempi più brevi, con determinate finalità, penso possa essere utile anche per la nostra comunità civile, non soltanto per la comunità militare. Treviso vivrà una Dunata tra poche settimane, ne ha vissuta una nel 1994, lei allora era un giovane studente, cosa ricorda di quella Dunata? Allora, io ho fatto la Dunata del 94 che non ero ancora alpino, sono partito nel 95 e devo dire che è stata pazzesca, bellissima, una sorpresa perché era la prima Dunata che vivevo. Treviso un'esplosione di vivacità, di gioia, gli alpini hanno questa capacità di fare questo caos organizzato che non dà fastidio, quindi c'è l'invasione di allegria di persone che stanno insieme, è stato uno degli stimoli poi per continuare a fare l'alpino e poi ad andare alle adunate successive. E quando è stata assegnata la Dunata del Piave e la Dunata di Treviso, ricordo è andato subito a quella Dunata del 94 che è stata incredibile e insieme ai presidenti di sezione abbiamo detto quella del 2017 la deve superare. Ecco appunto, cosa si aspetta dalla Dunata del prossimo maggio? La Dunata del prossimo maggio la stiamo già vivendo come il sabato del villaggio, che anche l'attesa è bella, no? Stiamo camminando, stiamo tutti quanti insieme, ci sono dei momenti bellissimi, proprio il momento, anche lo ricordo, mi è molto piaciuto la consegna dei tricolori, è stata fatta il 17 sera da Roncade al Palazzetto dello Sport, un gesto semplice, la consegna da parte dei capigruppo del tricolore ai sindaci, è stato un momento molto bello perché si è data un'importanza senza retorica, la giusta importanza alla bandiera, all'unità nazionale, al senso di appartenenza. Ecco, penso che questo sia una cosa importantissima. Io quindi della Dunata cosa mi aspetto? Mi aspetto sicuramente l'aspetto della festa, il tema del divertimento, della condivisione, del fatto di rivedere i commilitoni, di festeggiare per le strade. Mi aspetto tantissimo il tema della celebrazione della Grande Guerra, quindi un ricordo vivo di quello che è stato per i nostri territori un momento tragico di cui insomma ci sono ancora i segni, e un momento importante per capire il valore che gli alpini hanno avuto e hanno, quindi il valore che riescono a dare alla bandiera, alla comunità, all'appartenenza e alla solidarietà, quindi il fatto che sono un gruppo di persone che vivono fortissimamente dei legami tra di loro, ma non sono chiusi, non è un circolo chiuso, è un gruppo di persone che poi il tempo e la propria passione la dà anche agli altri, quindi mi aspetto che la Dunata sia anche questo. Giovanni Manildo, ma per fare il sindaco di Treviso bisogna essere alpini. È una lunga serie, una lunga continuazione, infatti anche con Giancarlo ci scherzavamo ogni tanto, il legame degli alpini è un legame fortissimo, ho festeggiato con lui anche il fatto che la Dunata fosse a Treviso e penso che quando parlavo di appartenenza parlavo esattamente di questo, no? Nel fatto che due persone diversissime, con caratteri totalmente diversi, con anche idee su tante cose diverse come siamo io e Giancarlo, rispetto agli alpini, alla Dunata abbiamo una bella comunanza, l'idea della comunità e dell'appartenenza.